Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato in cielo. Si prega, si fanno processioni affinché il buon Dio disponga il cielo a pioggia, a dare refrigerio all'uomo, ma anche e soprattutto le colture della terra. 3 settimane di fila di caldo torrido e afe, a rischio di mettere in ginocchio molte culture, da quelle del mais alle barbabietole, ma anche il mondo ittico soffre con una moria di cozze nella sacca di scardovari e, se continua così, anche di vongole. È una ondata di caldo eccezionale, logicamente su queste cose non siamo assolutamente preparati. Sappiamo che il mondo dell'agricoltura logicamente ha questa tipologia di conseguenze, il meteo è quello che influisce maggiormente. Abbiamo visto un 2011 eccezionale da questo punto di vista, il 2012 che inizia un po' malamente per questa siccità, però poi potrebbe essere che si riprenda. Scia di caldo che potrebbe essere interrotta effettivamente nei prossimi giorni con un tempo variabile, qualche temporale che smorzerà il senso di disagio fisico, ma le mutazioni climatiche sono purtroppo il rischio del mondo agricolo, un rischio al quale oggi non si riesce a porre rimedio, ma solo ovviare economicamente i danni. Lo strumento dell'assicurazione allargata sarà riguardo il prezzo e il reddito sarà uno degli strumenti importanti, l'assicurazione e la mutualità. Dall'altra parte invece bisogna attrezzarci perché i consorzi di bonifica in qualche modo tengano presente che la siccità nel prossimo futuro sarà un elemento quasi costante. Nonostante il clima in mutazione, l'anno 2011 per l'agricoltura veneta si è chiuso in ottimo stato e anche i primi 6 mesi del 2012 indicano che l'agricoltura gode di un nuovo appeal anche per i giovani, con un aumento dell'occupazione. Si è raggiunti 5,2 miliardi di euro di appunto a valore corrente e soprattutto è aumentato anche il valore aggiunto, cioè la nuova ricchezza.